Merendino di Capodorlando, 18° turno, il campionato Under 15 regionale. Il girone C metteva di fronte la capolista Città di Messina, che faceva visita alla free time di Mister Foti, reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Folgore Milazzo, che l'ha vista fermarsi a quota 22 punti in classifica. A quota 40 invece in prima posizione, come già detto, c'è il Città di Messina. Ultima roboante vittoria al Garden di Mili per 7-0 sul Messina Soccer School. Dirigeva l'incontro il signor Giovanni Saccà della sezione di Barcellona, quando grazie alle immagini e al montaggio a cura di Federico Longo abbiamo scoperto i 22 protagonisti di questa sfida. Completo bianco scudato per il Città di Messina, maglia multicolor invece per la formazione orlandina della free time. Si scambiano qui un cenno di intesa le due formazioni prima di poter passare a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre con la free time che muove il primo pallone della gara. Subito però appoggio sbagliato, vi si avventa allora Auiera, che si può involare verso la porta di Ripici, calciando però in bocca al numero 1 orlandino. Calcio d'angolo di Guglielmo sul secondo palo, si avventa Mondello, apre il piattone e porta in vantaggio i CD e Mini dopo appena 4 giri di lancette. Città di Messina subito avanti. Giocano ora sul velluto i ragazzi di Mister Ardizzone, che un minuto più tardi insideranno la porta di Ripici con questo bel tentativo di Rizzo, che termina però a fil di palo alla destra della porta difesa dal numero 1 orlandino. Si fa vedere in avanti però la free time all'11° con Previti che ci prova col destro, neutralizzato da Rapaglia, numero 1 giallo-rosso. Al 17° però c'è un gran gol di Rizzo, che apre il piattone, va a giro sul palo lontano e raddoppia per il Città di Messina. Gran gol del numero 7 giallo-rosso, che raddoppia per i suoi al 17°. Sembra aver già blindato la partita, ma ne vedremo delle belle in questa sfida. Al 26° ancora un'occasione per il Città di Messina, con Auiera che si propone in avanti, raccoglie l'assist di un compagno, calcia però debolmente verso la porta difesa da Ripici. Ancora un corner sul secondo palo, questa volta svetta D'Angelo, cala il tris il Città di Messina al 32°. Anche D'Angelo si iscrive al tabellino dei marcatori. 0-3 al Merendino di Capodorlando, un Città di Messina che sta azzannando il primo tempo. Sarà questa l'ultima emozione della prima frazione. Duplice fischio il direttore di gara Saccà. Si va negli spogliatoi sul parziale di 0-3. Le reti di Mondello, Rizzo e D'Angelo fin qui regalano il triplo vantaggio al Città di Messina, che però non scenderà di fatto in campo nella ripresa, se non nei minuti iniziali, quando Guglielmo prova a creare qualcosa con il proprio mancino, calciando però debolmente verso la porta difesa da Rifici. Ci prova allora Rizzo, autore dello 0-2 direttamente da calcio piazzato, prova a bissare il gol del primo tempo. Questa volta risulta debole però il suo destro. Primo cambio con Viola che prende il posto di Mondello. Dall'altro lato però la free time sfrutta la punizione di Parafioriti, ci mette una pezza in una prima occasione. Rapaglia, si avventa però Previti e il tap-in che vale l'1-3 per i locali, che accorciano così le distanze e rientrano in partita. Prova a correre ai ripari allora mister Ardizzone, che getta nella mischia Farina per Bancheri e Aloisi per Liotta, ma dovrà ancora una volta guardarsi dalle offensive della formazione orlandina, che si ripropone in avanti al 12°. Arachiri, difensivo della difesa CD e Mina, si avventa allora sul pallone Ballarino e lo deposita alle spalle di Rapaglia. È tornata in partita clamorosamente la free time. 2-3 ora il parziale al Merendino di Capodorlando. Ci prova ancora allora sugli sviluppi di un corner, questa volta battuto da Viola. Il Città di Messina sul secondo palo svetta D'Angelo, ma non riesce a trovare la via della rete, così come aveva fatto nel primo tempo. Altro cambio con Tavilla che prende il posto di Rizzo, autore dello 0-2. Sempre la free time però a rendersi pericolosa in avanti col mancino pregiato di Parafioriti, che va direttamente in porta. Bella parata di Rapaglia che smanaccia in corner. Dall'altro lato recupero palla del Città di Messina, palla servita ad Aloisi che prova a salire in cattedra, ma il suo destro risulta debole. 23°, occasionissima per la free time con il pallonetto di Siracusano, che termina di un soffio al lato alla destra della porta difesa da Rapaglia. Continua ad attaccare la formazione di Mister Foti, questa volta col colpo di testa di Giuttari, ancora una volta a fil di palo. Arriva di lì a poco il pareggio meritato della free time con questa azione in verticale. Pallonetto, Rapaglia ci mette una pezza, si avventa Siracusano ed è 3-3 per la free time. Clamoroso la ripresa, la formazione di Mister Foti da 0-3 a 3-3. Tutto da rifare per il Città di Messina, che getta alle ortiche una ghiotta chance e nel finale potrebbe addirittura cadere al Merendino di Capodorlando su questo tentativo di Previti, che termina però a fondo campo. Ultimi minuti di gioco, ancora un'azione in verticale che trova impreparata la retroguardia giallo-rossa. Siracusana a tu per tu con Rapaglia, sbaglia tutto
l'ultima emozione è questo tentativo abbondantemente alto di Viola, sul quale si spengono le speranze del Città di Messina. Fischetto alla bocca per il direttore di gara Sacca e game over al merendino di Capo d'Orlando. Free time, Città di Messina termina per 3-3. Triplo vantaggio nel primo tempo della formazione di mister Ardizzone con Mondello, Rizzo e D'Angelo. Nella ripresa però Previdi, Ballarino e Siracusano regalano un punto alla free time.